natural, fra gli uomini e le femmine. È snaturale, lei è la più bella cosa che sippia. E per zontena, naturalmente e direttamente, ognuno deve andare, che comunque te la cavi, la cosa del naturale, la si inroveglia. Ma perché io siedi, noi canta si ben in le gabbie come fa in sui salgari? Perché mo non la me fe tanta latte la vacca alla site, come la fa de fuori, alla salbegadura, alla rosà? Perché? Perché ti accavalla cosa del naturale. A voglio darvi un consiglio a tutti quanti: tenievi al natural e non cerchi strafare. È rusante, bello, potente, questa idea del snaturale, con la S come la diceva lui, è snaturale. Anche voi un'idea di cosa sia snaturale ce l'avete? Come no, ma dai, ma quante volte ieri, oggi, con le montagne così chiare, non senti il richiamo del snaturale? Ma come non sentire il richiamo del snaturale lo senti se hai l'abitudine o la capacità di guardare dentro un quadro di Jacopo da Bassano o di Giorgione, se basta camminare su una riva di un argine con la mountain bike al tempo di tirare su un fiaderbe de campo, che ti senti snaturale. No, corre un grande paesaggio. Chi di noi non ha adottato un albero che non era neanche suo da ragazzo per trovarsela? Non per incidere il tronco, ma perché in qualche maniera anche chi non ha mai avuto un tocco di terra si sentiva legato a un pezzo di qualcosa. Ti basta metterti sulla riva della corrente, vederla passare per sentire snaturale. La senti la voce del naturale quando senti parlare o leggi Mario Rigoni Stern. La senti la voce del naturale quando parla Mauro Corona, che parla come beve. E Dio sa se beve Mauro, e più beve più ha quella forza, disnaturale. Beh, volevo dirvi che disnaturale o naturale intorno a noi non c'è niente, perché questo in cui viviamo è paesaggio, è artificiale, non snaturale, è paesaggio fatto fortemente modificato, creato dall'uomo. La parola paesaggio, la parola natura, la parola cultura, all'inizio sono pedante, mi tocca, perché è l'alfabeto che devo usare oggi. Il paesaggio è un'idea che nasce da uomini con la panza piena. Contiene la parola paese, paesaggio. Viene dal francese, si vede che hanno cominciato a mangiare meglio di noi, prima di noi. Ed è un'idea dell'uomo che guarda la sua casa e quello che gli sta intorno. Il paesaggio è come noi siamo intervenuti sulla natura, e questo Veneto è profondamente modificato, fatto a strati. Noi siamo a cavallo tra la zona del reticolato romano e le grandi opere idrauliche veneziane, che hanno trasformato in terra coltivabile, non alluvionabile continuamente, il posto in cui viviamo. Tutto questo, tutta questa modifica è potente, forte. Paesaggio è importante, però ci è voluto un sacco di tempo per prenderne atto. Adesso volevo chiedervi una cosa: conoscete la carta di Asiago? Sì, qui è che si incarta il formaio. No, non quella. La carta di Asiago è la costituzione del paesaggio. Io lo so perché non è la prima volta che faccio questa storia qua, che sono in pochi a sapere che cos'è questa cosa. Io non lo sapevo, è stato Antonio del CAT a dirmi: devi andare a vedere la carta di Asiago. Cioè, sono ignorante, eppure di queste robe me occupo, ma non sapevo che c'era la carta di Asiago. Cos'è la carta di Asiago? Nel 2004 il governatore, no, quello prima, quell'altro, 2004 era quell'altro, ha detto che voleva raccogliere in Asiago dei saggi per
fare il punto sul paesaggio. Che cos'è la carta di Asiago e l'Arca di Galan? Una specie di barca per mettere in salvo il salvabile, per raccontare e descrivere quello che è il paesaggio del Veneto e ragionare su quello che vorremmo che fosse domani il paesaggio del Veneto. E ci ha chiamato davvero dei grandi personaggi. Mi sono portato anche i libri stavolta per non essere in errore, perché magari io non li conosco tutti, ma voi altri sì, qualcuno sa, e allora è meglio non sbagliare. Tra i saggi chiamati a parlare del paesaggio c'era Eugenio Turri. Eugenio Turri l'avevo già letto, è un geografo che ha scritto questo libro che si chiama Il paesaggio come teatro, che a me piace tanto. E c'era un sociologo, Ulderico Bernardi, quello che fa tutti i libri, questo si chiama Il Filò, ma ne ha fatti altri sull'emigrazione, sulla tradizione veneta. Poi c'era un economista, c'era un sociologo, l'ho già detto il sociologo, c'era un politologo e c'era un impiegato del catasto, a nome Mario Rigoni Stern. Insomma, non li conosco così bene tutti quanti, ma lo sforzo era importante. Raccontateci com'è il Veneto adesso. Cioè, che tutto sto popò di sforzo alla fine non sia stato spiegato, raccontato, detto, comunicato, mi par strano. Mi par sinceramente strano, perché non era una cosa leggera, era una cosa importante. E che cosa hanno detto? Hanno detto un sacco di cose, però io non posso certo oggi raccontare tutto. Penso che starò qua con voi dalle 2 ore alle 2 ore e 3/4, non è il caso di slungarsi massa. Comunque sia, la sintesi della carta di Asiago è questa. C'era un primo Veneto, prima di noi. Un primo Veneto che dicono fosse bellissimo. Era bello come la costiera amalfitana, era bello come la Toscana, era talmente bello a strati sto Veneto, con Venezia a fare da punto di vista. E dietro le quinte, la parte delle terre alluvionabili, poi la parte delle Giare, poi le Prealpi e poi l'anfiteatro delle Dolomiti, talmente bello, vario nella coltivazione, che quando i viaggiatori del Settecento, del Grand Tour, arrivavano in Veneto, si rivolgeva al contadino dicendo: dove c'è che si paga il biglietto? Su questo Veneto, che non era tutto rose e fiori, per chi ci viveva, ovviamente, ma per l'occhio di chi aveva la pancia piena e guardava il paesaggio, beh, voglio dire, era una terra di una varietà in poco spazio straordinaria, straordinaria. Quando finisce il primo Veneto? Il primo Veneto finisce a un certo punto in anni molto vicino a noi. È come se la generazione mia, ma soprattutto quella dei miei genitori, ci ha vissuto dentro sicuramente gran parte, tutta la giovinezza, tutta l'infanzia e poi fino a un certo punto. Poi l'ho visto cambiare senza capire cosa stava cambiando. Ma dentro il primo Veneto, oggi io a voi volevo raccontare almeno alcune parti di questo mondo che era un Veneto agricolo. Vi voglio parlare di un altro libretto che mi sono portato io. Posso? Cioè, vado avanti così, perché se no... Perché, allora, questo è un catechismo agricolo a uso dei contadini, caro. Lo ha fatto il parroco, no? Di una parrocchia della campagna padovana, 1869, cioè prima dell'unità d'Italia, no? Allora, questo parroco voleva insegnare ai contadini, insomma, poco dopo l'unità d'Italia, ho detto prima, no? C'è qualcuno di sveglio, altri no, però si sveglierà. Allora, qual era l'ossessione di sto buon parroco? L'ossessione di sto buon parroco era che i contadini dovevano imparare a non buttare via le robe preziose, e quindi, oltre alle tecniche di coltivazione, ben 3 capitoli del catechismo agricoli sono dedicati al primo mezzo della fertilità, dell'etamaio.